Ciao tifosi del Napoli! Finalmente, dopo un'estate dominata dalle voci di mercato, possiamo concentrarci nuovamente sul calcio giocato. Il mercato si è concluso, lasciandoci con sentimenti contrastanti, specialmente per quanto riguarda la mancata cessione di Victor Osimhen. Nonostante le aspettative di molti, nessun club europeo è riuscito a soddisfare le richieste del Napoli per il nostro attaccante nigeriano. Aurelio De Laurentiis ha rifiutato un'offerta di 70 milioni di euro dall'Arabia Saudita, una decisione che ha fatto discutere e che potrebbe aver irritato sia il promotore dell'offerta sia lo stesso Osimhen. Tuttavia, questa scelta sottolinea un cambiamento significativo rispetto al passato. Il denaro non è tutto, e a Napoli si vive anche di soddisfazioni. Nonostante la mancata vendita di Osimhen, il presidente De Laurentiis ha concluso una campagna acquisti massiccia, investendo 150 milioni di euro per rinforzare la squadra. Questo dimostra la determinazione del Napoli nel voler competere ai massimi livelli, anche senza il ricavato di una cessione importante. Nel frattempo, anche Alessio Zerbin e Michael Folorunsho rimangono in azzurro. Le offerte arrivate per loro non hanno soddisfatto la dirigenza, e ora si valuta se reintegrare Folorunsho in rosa. Zerbin, invece, sarà probabilmente l'alternativa a Spinazzola, vista la mancata acquisizione di un nuovo terzino destro. Tifosi, cosa ne pensate di queste ultime scelte del Napoli? Credete che Osimhen possa ancora fare la differenza con la nostra maglia o avrebbe dovuto accettare l'offerta dall'Arabia? E Folorunsho merita un'altra chance in squadra? Lasciateci i vostri commenti e, come sempre, non dimenticate di lasciare un like e iscrivervi al canale per non perdervi nessun aggiornamento. Grazie per averci seguito e, come sempre, Forza Napoli!